Lei sa che cos'è la Tasi? No, non lo so. Tasse da pagare sempre. Tasi, già il nome di per sé è un enigma per molti cittadini, per le amministrazioni comunali sta diventando invece un vero e proprio rompicapo. La Tasi, ovvero una tassa della più ampia imposta unica comunale chiamata IUC. Entro il 23 maggio, dunque fra una settimana, i comuni dovranno approvare le delibere con le quali definiscono chi deve pagare questa tassa e soprattutto le aliquote da versare. Una vera e propria corsa contro il tempo che vede in Veneto impegnati nell'operazione 579 comuni. La situazione in questo momento è molto diversificata, ci sono comuni che hanno approvato il bilancio e che hanno approvato quindi le aliquote Tasi, ci sono moltissimi comuni che non l'hanno ancora fatto. Incertezza e confusione percepita anche dai cittadini. Che non si capisce bene perché nessuno insomma, ci manda niente anche a casa, quindi non capiamo bene. A dispetto dei tempi stretti, se non strettissimi, c'è un'ulteriore variabile che complica la vita dei comuni, che li fa tergiversare sulla questione Tasi, ovvero le elezioni comunali. Più di metà dei comuni andranno al voto in questo momento, quindi credo che più di qualche amministrazione sia indotta a spostare dopo l'appuntamento elettorale la decisione. Il risultato al momento è che i comuni che hanno fatto la delibera hanno dovuto diversificare il più possibile per comprendere tutti i casi dentro i quali sarà difficile districarsi. Difficoltà tecniche e pratiche che, se superate entro il 23 maggio, saltata la possibilità di una proroga, consentiranno ai comuni di riscuotere già la prima rata della Tasi il 16 giugno, altrimenti non resta che una strada, quella di poterla riscuotere in un'unica rata a dicembre. Ai cittadini sconsolati non resta invece che una sola possibilità. Quando arriverà si pagherà come tutte le altre tasse, tutte quante, non c'è altro da fare.